La calda estate del Partito Democratico, alle prese con una situazione non certo semplice a livello nazionale per l'indigesta alleanza con il PDL, ma con le sue tensioni anche in Veneto. Certo, dopo l'esploit alle amministrative che ha portato alla conquista di Treviso, ora i democratici guardano con grande attenzione alle prossime scadenze elettorali, la nuova tornata di comunali della prossima primavera e la grande sfida delle regionali del 2015. Ma prima l'appuntamento richiesto a gran voce è quello del congresso regionale da tenersi a fine estate. Il PD riuscirà a parlare ai veneti se farà un congresso vero intanto, che è la scadenza di settembre, un congresso in cui non ci si chiederà quanto sei renziano, quanto sei bersaniano, ma quanto riuscirai ad alzare il livello dell'asticella del pensiero e delle idee. Un'estate al lavoro per elaborare idee da proporre ai veneti da parte di un partito che vorrebbe proporsi come sempre più aperto ed innovatore. Vorrei che fosse l'estate di un partito aperto che, oltre a parlare agli iscritti, si apre a tutta la società veneta, si apre alla società veneta con un'idea profonda di cambiamento di se stesso e delle cose che non funzionano, con un'idea di fare in materia di diritti della salute dei cittadini, in materia di consumo di suolo, che va assolutamente limitato e governato, in materia di impresa, di fare impresa innovativa e di come collegare il mondo della scuola al mondo dell'impresa per creare nuovo lavoro qualificato.